denari che sono arrivati, quasi 35 milioni di euro, sono pronti per essere distribuiti. Oggi avete approvato una delibera che definisce e stabilisce tutti i criteri. Sì, oggi finalmente abbiamo portato in giunta questa delibera che definisce i criteri di riparto. Ovviamente il settore alberghiero, diciamo, è destinatario della maggior parte, del 75% di queste risorse, ma una gran parte vanno anche a tutte, diciamo, quelle strutture, quelle aziende imprenditoriali che fanno parte del mondo del turismo, dalle agenzie di viaggio in poi. Ora non posso citarle tutte perché sono talmente tante, ma insomma un ristoro importante sul territorio a corredo di quella che è un'attività turistica che è stata bloccata in questi 2 anni di pandemia. Ecco, voi avete fatto questa ripartizione sulla base appunto della individuazione dei comprensori, suddividendo i comuni in prima fascia e in seconda fascia. Sì, la prima fascia sono quelli dove insiste un comprensorio sciistico, cioè un impianto da sci, mentre quelli di seconda fascia sono quei comuni che sono limitrofi al comune che detiene l'impianto da sci. Quindi per i primi 100% di contribuzione, per i secondi 75%, ma devo dire che le risorse sono talmente ingenti che noi daremo ristoro a tutte le attività, non solo del mondo alberghiero e extra alberghiero, ma anche, come vi dicevo, del commercio in generale. È una misura complementare a quella già attivata, diciamo, per gli impianti propriamente detti. Sì, dobbiamo ricordare che questa misura va ad aggiungersi a un contributo importante che è stato dato direttamente agli impianti a fune, che viaggiava su un canale parallelo, più una delibera che è già stata portata da parte della Regione di 3 milioni e mezzo per quanto riguarda i maestri di sci. Quindi diciamo che è il terzo intervento a sostegno della montagna e ricordiamoci che a breve avremo anche un'ulteriore area interna che in quel caso specifico è l'Agordino, dove beneficerà di altri 2 milioni di euro a disposizione. Beh, certo, ovviamente la gran parte dei comuni montani dove ci sono impianti da sci sono al Bellunese, quindi oltre il 90% di queste risorse di fatto vanno ai comuni di prima e di seconda fascia del Bellunese, ma ci sono importanti realtà turistiche anche nel Vicentino e nel Veronese, quindi tutti coloro che comunque hanno un impianto da sci o comunque hanno delle attività turistiche connesse all'aspetto sciistico verranno ristorate anche in provincia di Vicenza e di Verona. Ecco, ricordiamo che per l'appunto questi comuni sono comuni che verranno ristorati, le cui attività saranno ristorate perché insistono nelle vicinanze, stanno nelle vicinanze di impianti sciistici o sono proprio sede. Sì, ricordiamo che questo bando nasce proprio in virtù della chiusura totale dell'inverno scorso degli impianti a fune. Gli impianti a fune sono un traino importante per l'aspetto turistico d'inverno, ovviamente, e quindi il ristoro veniva dato al 100% a quei comuni e a quelle attività anche extra alberghiere all'interno del comune dove insiste l'impianto a fune e poi per il 75% ai cosiddetti comuni di seconda fascia, cioè quelli a fianco, limitrofi, che comunque godono del vantaggio di avere vicino un impianto a fune.